A Casa Barbadoro, nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, presentati ieri sera e degustati i nuovi vini della cantina CVA di Canicattì. L'evento, effettuato in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento, alla presenza di qualificate personalità, e al direttore del parco Roberto Sciarratta. Tra le novità anche il nuovo vino denominato 1934, dedicato al famoso scrittore agrigentino Luigi Pirandello, che è un Grillo Chardonnay. Il nome prende spunto appunto dall'anno in cui il Nobel agrigentino le fu assegnato il premio Nobel in Svezia. Siamo felici di questa manifestazione che tra l'altro si svolge qui all'interno della valle e in questo posto, Casa Barbadoro, che è deputato alla narrazione di questa storia che è lunga 2600 anni. Con CVA è un sodalizio che è iniziato più di 10 anni fa e assieme in una collaborazione tra pubblico-privato abbiamo messo questo progetto, parte del progetto Diodorus, per la produzione di un vino di qualità attraverso la coltivazione in maniera ovviamente biologica e naturale di alcuni vigneti che abbiamo ripreso qui nella Valle dei Templi, e quindi ne siamo ben felici oggi di poter portare a conoscenza non solo dei Diodorus ma dei progetti e delle produzioni di tutta la cantina. Un brand positivo che sicuramente andrà ad aumentare anche con altre produzioni enogastronomiche. Sì, noi abbiamo quest'anno proprio completato il ciclo di produzione e ai prodotti che già erano conosciuti come vino, olio, miele, abbiamo ora crema di mandorle, crema di pistacchi, pesto, abbiamo confetture, abbiamo marmellate, abbiamo succhi e abbiamo anche lo zafferano, abbiamo rifatto tutte le etichette e abbiamo pure produzione di miele in siti al di fuori della Valle dei Templi, e proprio in questo giorno è nato il miele Adranon che viene realizzato e prodotto a Monte Adranone a Sambuca di Sicilia, quindi è un progetto che esporteremo in tutte le aree ove è possibile condurre in sistema biologico di agricoltura all'interno della provincia e nei territori che amministriamo. L'estate è finita, è andata benissimo, la Valle dei Templi ha avuto un ottimo incremento di turisti, ma siamo già al secondo giorno di autunno. Quali prospettive e quali programmi, se ci può anticipare, direttore? Ma l'estate spero che ancora continui, se non da un punto di vista proprio di denominazione, ma le temperature sono ottime e i visitatori sono tanti ancora oggi. Ieri abbiamo avuto 3.500 visitatori, si cominciano a vedere i pullman, cosa che non ci aspettavamo, ma questo ci riempie di gioia. Anche le attività culturali non sono terminate e avranno ancora alcuni spettacoli che faremo sino alla prima decade di ottobre. Questo ci riempie di gioia, è stato un agosto con oltre 150.000 visitatori che non immaginavamo. Lo scorso anno 127.000 ed eravamo contenti e ne siamo ancora più adesso per questo numero di visitatori. Abbiamo 6 vini, l'ultimo dei 6 sarà il Diodorus che il CVA Canicattì produce insieme con il Parco della Valle dei Templi da una vigna che è dentro il parco. Gli altri vini che assaggeremo sono tutti dell'azienda CVA Canicattì e sentiremo un catarratto, varietà tipica, caratteristica della Sicilia occidentale, un grillo Chardonnay e un frappato, quindi un ventaglio di vitigni soprattutto nostri, territoriali, e un blend con un internazionale molto particolare. Da poco è finita la vendemmia, ecco, che anticipazione ci dà sul vino 2021? Che vino sarà? Quali caratteristiche organolettiche avrà? Annata calda, annata di uve sane, integre, di grande succosità, di grande prontezza, degli ottimi vini. Questa per intanto è una serata, è una festa per CVA, a cui abbiamo voluto invitare amici giornalisti, sommelier, ristoratori, perché la ripartenza è importante per noi, perché è un evento che volevamo organizzare
alcuni mesi fa a Palermo, poi non è stato possibile organizzare e abbiamo deciso di farlo qua ad Agrigento, a casa nostra, perché abbiamo le location, abbiamo le personalità, abbiamo tutto perché sia una vetrina importante per le eccellenze, quindi sarà una degustazione guidata ma leggera, nel senso che ci sarà una narrazione del territorio, della storia della cooperativa e dei vini che sono importanti. Noi nonostante la pandemia non ci siamo fermati come attività, come produzione di prodotti. Quindi i prodotti che dovevamo presentare l'anno scorso li stiamo presentando quest'anno sostanzialmente. Questa sera, oltre al Diodoros, che è d'obbligo presentarlo perché siamo nella terra del Diodoros, presenteremo un paio di novità. Uno è il 1934, che è il vino dedicato a Luigi Pirandello, e quindi perché siamo in questo contesto. Poi abbiamo il 1934 è la data dell'assegnazione del Nobel a Luigi Pirandello, quindi noi non a caso abbiamo messo questo nome.